Continua il momento magico della Nuorese che, imponendosi a Renate per 3-2, infila la quinta vittoria consecutiva e si isola in vetta alla classifica del girone B della Serie D. Una vittoria sofferta, quella della Nuorese, contro una formazione quadrata e ben messa in campo e che non si è mai arresa. Nel primo tempo la formazione di Perra ha sofferto l'aggressività dei lombardi, complice anche un baricentro troppo basso. Nella ripresa i verdi-azzurri hanno avanzato il baricentro e le ripartenze, orchestrate da un troianello scatenato, hanno messo in crisi l'apparato difensivo del Renate. Vantaggio nuorese al 12° con Gennaro Troianiello che brucia la difesa e tocca in gol sull'uscita del portiere. L'occasione per il pareggio del Renate arriva su calcio di rigore, ma Pettinari ribatte su Alessandri. Il portiere nuorese però non può nulla sul destro liftato di Moscatelli che 5 minuti dopo regala ai lombardi l'1-1. Il conto dei rigori parati si pareggia nel recupero, quando Tettamanti devia in calcio d'angolo il penalty battuto da Troianiello. Nuovo vantaggio nuorese in avvio di ripresa, sul cross dello scatenato Troianello, Rione devia nella propria rete per il più classico degli autogol. Il 3-1 arriva ancora per merito di Gennaro Troianiello che beffa la difesa lombarda toccando in rete da distanza ravvicinata. L'ultimo sussulto della gara lo offre Manzo che a 7 minuti dal termine realizza il gol del 3-2. La Nuorese non perde però la testa e conduce così in porto una preziosa e meritata vittoria.